Tutto chiuso ad agosto, o quasi sì, perché per i carrozzieri padovani non c'è riposo. Molte infatti le officine in provincia di Padova che hanno scelto di non chiudere per riparare i danni causati dalla grandinata dello scorso 19 luglio. Stiamo cercando di dare una risposta anche ai nostri clienti in maniera che abbiano la possibilità di muoversi con le macchine, perché con i cristalli rotti non si può circolare, perché diventa pericoloso, fa parte praticamente di quella che è la sicurezza delle auto, e quindi è importantissimo prima mettere in sicurezza per poter far circolare le auto. Impossibile per ora dire quante auto sono state danneggiate in totale. La conta dei danni però è impressionante. Basta guardare quanti sono i cristalli distrutti dal maltempo accatastati fuori da questa attività di Vigonza. E le macchine sono tantissime, non le ho quantificate perché continuiamo a dare intanto una risposta per poter sistemare la parte di sicurezza, perché poi ci sarà la parte di riparazione per quanto riguarda la carrozzeria. Non è la prima volta che il signor Barbierato si ritrova a dover riparare così tanti danni dovuti dal maltempo, ci dice. Già nel 1983 e nel 2003 c'erano state grandinate molto intense. L'obiettivo ora è di permettere a tutti di utilizzare la propria vettura in sicurezza. Che le auto servono purtroppo anche per lavoro, per servizi, per la casa, ormai l'auto è diventata indispensabile nelle nostre famiglie.